Bisogna prima di tutto dichiarare lo stato di emergenza. Nei primi 12 giorni del 2017 è arrivato il triplo rispetto al 2016, se tanto mi dà tanto più emergenza di così. Emergenza, vera, come mai è successo in passato. Questa è la fotografia fatta dai governatori Zaia, Maroni e Toti sul fronte immigrazione. I numeri uno di Veneto, Lombardia e Liguria, che abbiamo intervistato live a Roma dopo il loro incontro, scelgono di adottare la linea dura anche di fronte al piano annunciato dal neo ministro dell'Interno, Minniti. In bianco, dice Zaia, non si firma niente. Guardi, nessuna cambiale in bianco, abbiamo visto un sacco di proclami, però la verità è che la nostra filosofia è di approccio è quella di risolvere il problema a monte e sembra che ancora una volta il governo lo voglia risolvere a valle. I CIE non servono a nulla se non si ferma il fenomeno alla partenza. Il numero di arrivi ha superato da tempo la soglia massima. Io ho molte perplessità rispetto ai CIE, dico che i CIE hanno senso di esistere solo se esistono all'interno di tutta una serie di processi, respingimenti, accordi internazionali, campi di prima accoglienza nei campi del Nord Africa, il reato di clandestinità, allora sì, vuol dire che l'irriducibile, gli ultimi, riesce a intercettarli sui territori, ma altrimenti no. Aperture solo nel caso in cui Minniti scelga di sfruttare le idee che Zaia, Toti e Maroni hanno dato alcuni mesi fa da Genova. Se il piano ci sarà e sarà integrato e conterrà i suggerimenti che abbiamo voluto dare come regione di centrodestra nella Carta di Genova, siamo pronti a sederci al tavolo e discuterne con tutto il senso di responsabilità che ci è proprio. Se ci vengono propinati dei provvedimenti bandiera ne prenderemo atto con delusione.